ancora guai, in senso che stamattina la popolazione di Catania si è risvegliata un'altra volta con una scossa di terremoto, tanta giustamente la paura tra le persone, quindi in effetti stamattina è stato alle ore 6:38 e di magnitudo quasi 4, 3.9, quindi una bella scossa e una profondità solo di 18 km, quindi giustamente è stata molto sentita, ragazzi. Quindi la sveglia, come in tanti hanno detto sul web, ce l'ha data il terremoto. In effetti non si sa se sia collegata all'azione vulcanica dell'Etna, però sembra di no. Un sacco di messaggi sono apparsi su Facebook, su Twitter, Instagram, su tutti i social di questo, diciamo, di questa scossa di terremoto che ha svegliato realmente la, diciamo, Catania in effetti. Quindi tante sono, diciamo, le, le paure che ci sono ancora in questa isola. Purtroppo, come ben sappiamo, sono 2 o 3 giorni che si parla della Sicilia, del vulcano, del terremoto. Questo è il secondo terremoto nel giro di 2 giorni, quindi non credo che i siciliani siano tanto contenti. Quindi sempre comunque è in provincia di Catania, quindi è localizzata la zona più o meno. Quindi ripeto, alle 6:38 di oggi, lunedì 8 luglio 2019, una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 in Sicilia, in provincia di Catania, a solo 18 km di profondità. L'epicentro è vicino a Drano, quindi ragazzi, è, diciamo, Catania in effetti, quindi tante le persone giustamente sui social hanno commentato cosa sta succedendo, sono impauriti, però non ce ne sono state più, questo è l'importante, non ci sono danni a persone e cose, però la paura come sempre rimane perché le persone credono che ci sia una correlazione tra Etna e scossa di terremoto, anche se gli esperti dicono che non c'entra nulla, quindi perlomeno su questo loro sono concordi nel dire che questo non va con quello, diciamo, in l'Etna non c'entra nulla, però giustamente metterlo in testa alla gente è anche un po' difficile. No, no, non ci sono danni, Silvana, né niente, solo tanta paura purtroppo. Anche se devo dirvi un'altra cosa, anche ieri sera è stata una scossa di terremoto in provincia di Udine di magnitudo 3.2, quindi l'Italia un po' da nord a sud sta un po', e anche qui la profondità è pochissima, in effetti sembra 4 km e non ci sono neanche qui danni a persone o cose. Quindi ieri sera è successo a Udine, quindi diciamo una bella domenica, una bella lunedì. Quindi in effetti in Italia ci sono stati questi 2 terremoti che, ripeto, in Sicilia stamattina di 3.9 con profondità 18 km, quindi l'hanno sentita tutti. Poi a Udine ieri sera alle 23:09 di 3.2, e anche in tutti e due, diciamo, in tutti e due i terremoti non ci sono danni a persone o cose, diciamo solo la paura hanno avuto queste persone, giustamente sentendosi la terra sotto i piedi muoversi, e chi è che non avrebbe paura? Io secondo me dal terzo piano di qua, sai quando ci mette a scendere giù? Secondo me volo, anche se so che non bisogna scendere le scale in caso di terremoto, però stare qui a terzo piano, ragazzi, non è che mi piace tanto poi, quindi non so che cosa farei in caso di terremoto, dico una bugia. Spero che queste case mantengano, anche se sono poco fiducioso sulle case che vengono costruite in Italia rispetto ad altri luoghi come la California, come il Giappone, che loro sono già abituati a costruire con diciamo, con le case antisismiche. Invece qua secondo me se viene il terremoto qua fa tutto giù, però speriamo che non lo fa proprio ed è meglio.
Quindi ragazzi, di nuovo torna a tremare la terra in Sicilia, questa Sicilia, diciamo, questa bella nostra isola purtroppo è flagellata, diciamo, da vulcani, terremoto, lo Stromboli davvero ultimamente non trova pace. Una bella isola, belle persone, chi è stato in Sicilia lo può dire, io ci sono stato un sacco di volte, si mangia bene, una bella isola, poi la gente è come qua a sud, cordiale, belle persone, io sono stato a Catania, a Palermo e a Caltanissetta e devo dire la verità, tutte e tre parti sono stato bene. No, lo Stromboli no, è tornato alla normalità Alessandro, quindi non ci sta nulla, diciamo pure l'Etna sta tranquillo e quindi questa è una scossa di terremoto dovuta diciamo alla terra, non al vulcano. Lo Stromboli è ritornato tutto normale, la gente è ritornata sull'isola, l'Etna si è assestato e non sta facendo più nulla e questa è come ieri, è una scossa che non proviene dal vulcano ma proviene dalla terra, quindi dalla zona tettonica, quindi non c'è correlazione tra vulcano e scossa, anche se giustamente tutti quanti non lo credono, anzi non lo pensano, ma non credo perché se fosse stato l'Etna lo avrebbero detto, quindi allora che cosa importa dirlo? Sì, sì, il problema è che hai ragione Romano, se la terra si muove, si muove, si muove, può riaccendere il vulcano, questo è vero, è come se tu vai lì e lo tocchi una volta, lo tocchi due volte e si può risvegliare, questo sì, che tanti terremoti vicino all'Etna possono risvegliare il vulcano, questo è verissimo. Io dico solo che diciamo questa scossa di terremoto non è stata causata dal vulcano, questo è. Vabbè ragazzi, vi auguro una buona giornata, come sempre, vedi, apriamo sempre con le notizie più brutte che ci sono, ma è un giorno che apro una bella notizia, poi dice Giuseppe, ciao Anto, sì, sì. Purtroppo qua ogni giorno faccio sempre delle dirette, diciamo, non dico strane, ma è una bella notizia che dona una bella notizia, nel senso hanno trovato una cura per una malattia oppure qualche altra cosa, non lo so. Purtroppo non ce ne sono, è inutile girarci intorno, oppure che ne so, hanno sconfitto il diabete, che ne so, una notizia buona. Invece no, ogni volta che si gira o si legge o si fa qualche cosa è sempre di solito non una brutta notizia perché fortunatamente c'è stato solo tanta paura ma non ci sono danni a persone o cose. Già questo è un lato positivo, quindi nella sfortuna anche la fortuna. Beh, ragazzi, buona giornata a tutti, ciao Alessandro, ciao Antonio, un saluto da Salerno e ci sentiamo e meno male. Quindi ragazzi, no vabbè, lo Stromboli giustamente lo sappiamo, la persona che è deceduta e i feriti, sì, solo questo. Poi le altre parti è solo tanta paura. In California purtroppo ci sono stati feriti, questo sì, però guarda il lato positivo, che queste sono calamità naturali pesanti, quindi già questo è oro, perché di solito queste calamità possono fare molto 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 male, quindi già che non ci siano vittime, non ci siano feriti, già è oro ragazzi, perché ripeto, come hai detto tu, questo è di quasi 4 a 18 km, capisci che le case hanno ballato sicuramente. Vabbè ragazzi, buona giornata a tutti. In caso di un ulteriore aggiornamento, sì, sì, è di moderata intensità, non si mette dubbio, però la profondità è poco, capisci? 18 km non è tanto.
quindi questo è quello che voglio dire io. Siccome tu dici 4 è moderato, hai ragione, ma si guarda sempre in base alla profondità, come dico io. Se era di 4, ti faccio un esempio, no? Banale, ed era un solo chilometro di profondità, ragazzi, stamattina era un casino. Quindi è sempre in base a qua. Allora, faccio un esempio, se fa una scossa di 7, magnitudo 7, a una profondità di 200 km, ragazzi, è zero, non è nulla. Vedi, mo tu senti magnitudo 7, però senti 200 km di profondità. Cioè sarebbe non la senti neanche. Questo è il problema, è la profondità, nemmeno l'intensità della scossa. È strano Alessandro, ma è così. È più se fai una magnitudo 7 e poi fai 200 km di profondità, la gente non la sente, pensi un po'. Invece con 4 magnitudo a solo 18 km le case ballano. È perché è più meno profondo, quello è, il terremoto più sopra è e peggio è. Quindi in effetti è così ragazzi. Troppo è strano, ma è così. Le regole sono così. Vabbè, Wayu, vi auguro una buona giornata. Qua come al solito fa capita. Sì, sì, 3.9 ragazzi, sì. Ciao Alessandro, ci sentiamo ragazzi. Oggi un'altra giornata di capita, quindi che Dio ce la mandi buona pure oggi. Ciao a tutti ragazzi, ci sentiamo più tardi semmai.